Noi come 3 governatori abbiamo presentato una roadmap per l'immigrazione nella quale abbiamo detto sui nostri punti in maniera proprio certificata, puntuale, cosa faremmo o cosa si dovrebbe fare nel massimo rispetto di chi oggi governa. Stato di emergenza per poter impiegare la protezione civile nelle operazioni di accoglienza, possibilità per le regioni di istituire i CIE e rilancio del reato di immigrazione clandestina. Veneto, Lombardia e Liguria, le 3 regioni a guida centrodestra, fanno fronte comune in un documento di 9 punti che sarà sottoposto alla conferenza Stato-Regioni e al Premier Matteo Renzi. Mi aspettavo quantomeno che qualcuno da Roma dicesse scusi, punto 1 non va bene, punto 2 l'abbiamo già fatto, il 3 stiamo provvedendo, neanche una cartolina, neanche un sms, il che vuol dire che se ne strafregano, cioè non è che dopo 5 anni puoi ancora parlare di emergenza e di fare gli accordi internazionali, li dovresti già aver fatti. La mappa di accoglienza profughi in Veneto in continuo aggiornamento. Si appena pochi giorni fa il sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro, ha preso carta e penna per chiedere a Prefettura e Ministero dell'Interno che l'ex base aeronautica di Cabianca non faccia la fine della vicina Conetta. Ad Abano Terme si teme di fare la fine di Eraclea, con arrivi all'ex base NATO Venda potenzialmente in grado e il timore di mettere in discussione la propria attrattività turistica. Proprio i comuni commissariati, dove il sindaco è stato sostituito da un commissario prefettizio, sono quelli più a rischio, non solo Abano Terme ma anche Resana ad esempio. In Consiglio regionale intanto prosegue l'iter di approvazione della riforma della sanità veneta, nonostante l'ostruzionismo delle opposizioni. Noi, voglio dire, i cittadini veneti abbiamo i numeri per votarcela, questo poco ma sicuro. E rispettiamo fino in fondo il dibattito che è in corso, giustamente è giusto che l'opposizione dibatta, proponga, però a un certo punto io dico anche che bisognerà votare, no? Sono già passati 3 mesi, penso che i veneti devono anche avere certezza del fatto che quando entrano le leggi poi bisogna anche essere messi nelle condizioni di poterle votare, che mai nessuno dica che mancano i voti per votare la legge, la maggioranza ha i voti e è in grado di votarsela, basta che ci lasciano votare.